Vanvitelli, negli anni luogo di svolgimento di differenti attività, tra queste di tabacchificio, diventerà sede di una fondazione provinciale per la cultura ed il folklore. Il progetto, nato da un'intuizione dell'amministrazione comunale di Cava dei Tirreni in sinergia con la provincia di Salerno, nel dettaglio prevede interventi di restauro integrati con importanti opere di consolidamento. Il nostro proposito di realizzare una fondazione ad hoc con il comune di Cava dei Tirreni, con l'amministrazione quindi di Cava dei Tirreni, che è particolarmente attenta e proficua di iniziative, di idee, di progetti, e con tutte quante le amministrazioni comunali della provincia che abbiano da sostenere iniziative culturali. Quindi il palazzo ex tabacchificio di Cava dei Tirreni diventa un contenitore per l'arte, per la promozione delle iniziative delle nostre comunità salernitane. Ecco, nello specifico il progetto come sarà sviluppato? Beh, intanto creando questa rete di collegamento fra le istituzioni. Immediatamente a seguire dovranno essere candidate ed esaminate tutte quante le iniziative di maggiore spessore culturale ed anche già più affermate tra il pubblico, tra gli esperti dei vari settori, perché abbiano una loro dimora nel palazzo dell'ex tabacchificio. Nato in passato con finalità di monastero, poi adattato a stabilimento di lavorazione e filatura della seta ed infine a tabacchificio, il Vanvitelli, situato in via Generale Luigi Parisi, faciliterà, come ha sottolineato il sindaco della città metelliana Marco Galdi, il coordinamento di numerose iniziative culturali e folcloristiche, con l'obiettivo di promuovere e valorizzare il patrimonio culturale ed artistico in provincia di Salerno. L'esigenza che noi avvertiamo è quella che ci sia una valorizzazione delle più importanti e più antiche manifestazioni culturali che si svolgono in tutta la provincia di Salerno e che probabilmente richiederebbero un coordinamento, un'azione di marketing comune. E allora immaginare, ipotizzare che vi sia una fondazione con questa specifica vocazione in una città come Cava dei Tirreni, che ha un'alta vocazione di tipo culturale ma anche turistico, ecco, ci è sembrata una proposta importante.